La seconda prova dall'arcoveggio è un confronto riservato ai gentleman, cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, 1 Dottor Adri, 2 Duchessa La Torre, 3 Dea GSO, 4 Diluvio e K, 5 Delfo di Gea, 6 Dalida Ban, seconda linea 7 Dozar, 8 Delivery dei Mag. In chiusura Duchessa La Torre e Dea GSO le più appoggiate, con Dea GSO che a quota fissa supera Duchessa La Torre ed è più appoggiata della rivale. Stacco della macchina, veloci. L'errore intanto di Diluvio e K, mentre è veloce Duchessa La Torre che conquista la Numero testa 4 Diluvio e K su squalificato. Dottor Adri, poi Dozar in terza posizione. All'esterno invece Delivery dei Mag che cerca una posizione in corda che poi trova all'attacco della dritta delle scuderie. A questo punto inizia a risalire Dea GSO, che però ha avuto una partenza piuttosto. Ora sbaglia l'errore di Dea GSO e così in vantaggio rimane Numero 3 Dea GSO squalificato. Duchessa La Torre nei confronti di Dottor Adri. Terza posizione per Dozar, poi Delivery dei Mag, via via gli altri con i 600 iniziali che se ne vanno in 47-1. Davanti alle tribune, situazione tattica invariata, tutti in fila indiana, a parte la mossa ora di Dalida Ban che risale gradualmente all'esterno e in poche battute si porta a ridosso dei primi. Supera anche Dottor Adri e punta sulla testa della corsa. Ora con la curva Dottor Adri rientra Dalida Ban. Intanto se ne sono andati i primi 1000 metri di gara in 1:18:1 con Numero 5 Delfo di Gea Duchessa La Torre squalificato. che conduce, ha sbagliato anche Delfo di Gea, seconda posizione sempre per Dottor Adri che rimane incollato alla schiena di Duchessa La Torre a 400 dall'arrivo, il parziale ora in 15, avanza dalle retrovie, intanto Delivery dei Mag che aggira in terza ruota Dalida Ban, in coda c'è Dozar, cavalli a metà della curva conclusiva, la progressione di Delivery dei Mag che raggiunge Dottor Adri e tenta di avvicinare anche Duchessa La Torre che arriva in vantaggio ancora addirittura, ma deve essere richiesta. All'esterno Delivery dei Mag, all'interno Dottor Adri, finale con Duchessa La Torre che comunque vince ancora bene nei confronti di Dottor Adri che finisce secondo davanti a Delivery dei Mag. 1:16:6, ragguaglio conclusivo, 30 secchi a chiudere. La vittoria per Duchessa La Torre in percorso di testa in sediolo Hotel Zorzetto per conto di Franco Baldini, che ne è anche il proprietario. Rivediamo le battute conclusive. Duchessa La Torre che un po' richiesta, appena richiesta da Hotel Zorzetto, riparte 30 a chiudere per controllare un buon finale di Dottor Adri all'interno, mentre al terzo chiude Delivery dei Mag.